A Sciacca l'Open Day 2025 organizzato dall'Ordine Provinciale degli Architetti di Agrigento tra mostre ed iniziative collaterali didattiche e di intrattenimento. Anche quest'anno la città di Sciacca è una vetrina nazionale sulla buona architettura prodotta in provincia di Agrigento. Infatti nella giornata di ieri e di oggi la città delle Terme è idealmente collegata con altre 104 città italiane dove si svolgono contestualmente, contemporaneamente le attività di Open Studi Aperti 2025. L'obiettivo della manifestazione è quello di coinvolgere la collettività sui valori dell'architettura quale strumento per garantire la qualità delle nostre città, che si traduce poi nella qualità della vita dei cittadini. La mostra che abbiamo inaugurato ieri e che oggi prosegue sarà arricchita durante le due giornate da una serie di attività, come ad esempio delle conferenze tematiche. Più tardi ci sarà la conferenza del professor Alfano sui valori dell'estetica, ma poi ci saranno anche momenti interessanti di aggiornamento professionale, momenti musicali, momenti artistici che esalteranno ancora una volta il felice connubio tra architettura, arte e musica. La scelta dell'ordine di confermare ancora una volta Sciacca quale sede della manifestazione è da collegare in qualche modo una certa sensibilità della parte occidentale della provincia nei confronti della buona architettura. Noi quindi siamo contenti oggi di essere qui in questo scenario magnifico dell'ex Collegio dei Gesuiti. Anche quest'anno Open 2025 apre le porte alla città, alle città, con 327 eventi contemporanei in tutto il territorio nazionale. Quindi qui a Sciacca oggi ospitiamo 13 studi professionali che aprono i loro studi alla città, al confronto anche professionale tra di loro, che ci portano in mostra le loro sensazioni, le loro emozioni che vengono rappresentate in quelli che sono i progetti, che è una sintesi di ognuno di loro che portano qui in mostra. La scelta anche del luogo su cui manifestare e aprire le porte alla città è stata una scelta felicissima che il Consiglio dell'Ordine ci ha ancora una volta supportato e anche la città di Sciacca ci ha supportato. E questa manifestazione viene aperta con una mostra collettiva per una scelta che abbiamo fatto in Consiglio dell'Ordine, perché in questa maniera riusciamo a concentrare in questo posto tutti i professionisti, tutte le persone curiose che vogliono assistere a questa mostra, che vogliono partecipare, che vogliono interagire con noi. E quindi questo è il motivo per cui la scelta della mostra collettiva in questo atrio del comune di Sciacca. Open Studi Aperti. Open Studi Aperti, la parola stessa lo dice, si tratta proprio di un evento degli studi di architettura aperti al pubblico. Aperti al pubblico si tratta di un evento a livello nazionale che viene organizzato su tutto il territorio nazionale e in particolar modo dall'Ordine Nazionale degli Architetti Paesaggisti Conservatori e si tratta di un evento dove in realtà gli studi di architettura sono aperti in un unico spazio comune che è appunto il claustro dei Gesuiti che si trova a Sciacca. Si tratta tra l'altro di un evento che dà la possibilità al pubblico e quindi alla cittadinanza di poter conoscere gli studi di architettura, ma in tutto questo, trattandosi di una festa vera e propria dell'architettura ed in particolar modo della figura dell'architetto, si è cercato anche di intrattenere ecco, il pubblico con momenti di musica, di convivialità e di socialità.
attività. Tra l'altro, nella mattinata del sabato ci sarà anche una parte dedicata alla formazione, dove avremo come relatore il professore Fabio Alfano e altre aziende che insomma vorranno esporre le proprie iniziative. Anche quest'anno un appuntamento fisso della nostra stagione turistica, che addirittura apre la stagione estiva, e siamo contenti di ospitare ancora una volta l'Open Studi, che da anni è un'iniziativa di pregio della nostra città, che mette in relazione e in confronto l'intera provincia rispetto alle varie soluzioni e ricerche che si possono fare dal punto di vista dell'architettura e anche del paesaggio. Siamo contenti quindi di ancora una volta ospitare questo evento che di anno in anno sta crescendo e sta dando sempre tanti spunti di riflessione e di confronto. Ecco, sedersi sempre attorno a un tavolo e confrontarsi su tematiche varie è importante, farlo sull'architettura, che oggi è veramente la cosa più importante, soprattutto nella complessità delle città, è ancora più importante.